Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria. Oggi per la rubrica Musica Nutriente vi segnalo le performance di mio cugino Amilcare, che è veramente bravetto. Vai con la cleppa! Fez as nuvens, fez a chuva, fez as lágrimas em nossos olhos, pra quando nós quiser chorar. Fez rios e ondas de carinhos, nas curvas deste teu corpo lindo, amor. Eu vou navegar no amor, pra quando nós estivesse amando. Veramente bravo. Ecco, se volete contattarlo per la vostra festa di compleanno o per il vostro matrimonio, potete chiamarci qua in redazione. Vi consiglio di fare in fretta perché è molto impegnato. Infatti attualmente è in tour a Parigi, Londra e Novoledo. Ma vediamo ora insieme le anticipazioni delle news del giorno. Restate con noi! Lendinara. Questa giovane ragazza stava festeggiando la promozione al lavoro, ma aveva le mani sudate e la bottiglia le è scivolata. Il tappo le ha spaccato il setto nasale del naso. Questo cantautore di Cavaillon veronese stava facendo una serenata alla sua fidanzata in diretta a Facebook, ma quando ha iniziato a cantare gli è cascata la dentiera. L'uomo ha fatto una figura di cacca fotonica e la donna ha buttato l'anello di fidanzamento nell'uamaro. Teolo. Questa ragazza si stava allenando per diventare una ballerina di lap dance, ma era agile come una cabina telefonica. Cadendo ha spaccato il servizio di piatti che le aveva regalato sua zia Faustina, che si è incassata come una bestia. Questa signora stava giocando allegramente al bowling di Polverara, ma aveva una mira come quella di una talpa con la cataratta. Il padrone del bowling l'ha accompagnata fuori a scarpate nelle gengive. Vicenza. Stava facendo degli addominali quando il gatto gli ha fatto cadere la televisione sul muso. La sera stessa l'animale è finito in teccia. 3 baseleghe. Questo commesso stava sistemando alcuni prodotti nel negozio di elettronica, ma ha combinato un grande cataclisma. Il titolare del negozio, quando ha visto i danni, ha tirato tanti di quei porchi che in confronto Mosconi era un cherichetto. Cortelasso. Usare il portatile sulla staccionata del molo è stata davvero una scelta intelligente. Il ragazzo si è riempito di sberle da solo. Lugo. Stavano cercando di rimettere in carreggiata un SUV che era finito fuori strada, ma erano 2 macachi e un ebete. L'auto ha fatto un volo di 15 metri e ora è da buttare nel ferro vecchio. Feltre. Stava bevendo una buona birra, ma la sfiga era in agguato. Il telefono è da buttare nelle immondizie. Possagno. Voleva assaggiare il liquore al mirtillo che aveva imbottigliato da qualche giorno, ma Occhio ha sbagliato a dosare gli ingredienti. In compenso ha colorato di rosso tutto il soffitto. Posso Leone. Stava spiegando al figlio come si manovra il muletto, ma il bambino ha fatto un po' di confusione con i pedali. Il padre ha tirato un bancale di bestemmie e ha rincorso il piccolo con un motopicco.